Cancelli spalancati allo stadio Enzo Vasi di Liaca di Piraino, ingresso gratuito per tutti gli spettatori. Nebros Leonfortese, match valevole per il girone B di eccellenza, si è aperto con la bella iniziativa voluta dal sindaco pirainese e dalla società Nebroidea. Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per incentivare tutta la nostra comunità a partecipare alla partita di oggi o comunque a sostenere la Nebros in tutte le sue componenti, perché obiettivamente i ragazzi e tutta la società quest'anno stanno facendo uno sforzo abnorme e stanno facendo qualcosa di straordinario. Se consideriamo che a poche giornate dalla fine del campionato si trovano in una posizione utile ai playoff e a soli 4 punti dal primo posto, nonostante non siamo tra le società più attrezzate per la vittoria finale del campionato, dobbiamo riconoscere e dare merito a questi ragazzi che stanno facendo il massimo e regaleranno alla nostra comunità un risultato importante. Per questo spero che tutta la cittadinanza oggi risponda e che tutti insieme sosteniamo questa meravigliosa avventura della SD Nebros. Noi quando ci siamo insediati in periodo estivo presentiamo la squadra, c'è la festa dello sport qua a Liaca di Piraino, e parlando con i dirigenti si prospettava un campionato per una tranquilla salvezza, ma sicuramente nessuno si aspettava un risultato lusinghiero. Grazie al lavoro del mister e di tutto il suo staff, della dirigenza, noi come amministrazione cerchiamo di supportarlo come ogni anno in tutto quello che riusciamo a fare, a mettere a loro disposizione oltre l'impianto. Noi ringraziamo l'amministrazione perché ci è sempre stata vicina, quindi è giusto che davamo anche a loro qualche soddisfazione e mettevamo a disposizione lo stadio per tutti i pirainesi che vogliono vedere anche per la prima volta una partita, chissà che poi magari non torneranno di nuovo. Sapevamo di avere ragazzi bravi, però onestamente non ci aspettavamo tanto, sono andate oltre. Per noi potrebbe andare bene anche così, però onestamente i ragazzi si meritano di andare oltre e di provarci. Come sempre la Nebros ci ha provato fino alla fine, ma nonostante l'uomo in più e le numerose occasioni create, questa volta la vittoria non è arrivata. La squadra di Palmeri ci prova subito e nel primo tempo Travaglia, Di Vita, Scolaro e ancora Di Vita sul calcio piazzato concludono a rete, trovando però sulla loro strada le decisive parate di Tatoli in collaborazione con Popolo Ginesi e Coco. Al 42esimo però la Leonfortese rimane in 10 uomini, espulso Popolo Genesi per doppia ammonizione. Ma nonostante l'inferiorità numerica sono gli ospiti ad avere nel finale di frazione la chance del vantaggio con Caputa che solo davanti a K calcia incredibilmente sul fondo. Biancoverdi pericolosi anche dagli sviluppi di angolo con l'estremo di casa che risponde presente. Nella ripresa però la Nebros torna a spingere, ma prima Di Vita e poi Bontempo non trovano la porta da posizione vantaggiosa. Bersaglio che i locali non c'entrano nemmeno al minuto 81 quando Giaimo di testa trova la respinta di Adeyemo e sulla ribattuta Panzarella prende in pieno la traversa e sul proseguo dell'azione Pontini col mancino coglie un clamoroso palo alla destra del portiere. Nel finale ancora la Nebros alla disperata ricerca del gol vittoria, ma anche i tentativi di Di Vita non sortiscono l'effetto sperato. Lo 0-0 finale consente comunque alla Nebros di rimanere l'unica squadra imbattuta in casa del girone, di portarsi in classifica a quota 51 punti e di confermarsi al quinto posto playoff, mentre la Leonfortese sale a 33 e si porta a +2 sulla zona play-out.